sera un sindaco, un'autorità civile, e che lui arriva un po' più da lontano. Ci teneva veramente tanto a essere qui con voi questa sera, quindi facciamo un tentativo, io ci provo. Mi dovete aiutare perché ha bisogno di quei riti cerimoniali dell'altro mondo. Vi dovreste alzare tutti in piedi. Tutti, vi prego, aiutatemi. Non entra, ne sono sicurissima. Non entra perché lo dobbiamo chiamare con l'inno d'Italia. Ce la facciamo? Ci alziamo in piedi? Dai, tanto siete seduti da un bel po'. Siete seduti da un bel po'. Per chi può, per chi può. Bene. E allora, signore, con l'inno di Mameli, il sindaco di Sgraffiggiu! Sindaco, mano sul petto. No, ognuno è proprio. Sindaco, questi gesti scaramantici. No, sì, no, sì. Stop. Sì, ma questi gesti scaramantici. No, non so, è capito che da spattattatura questa canzone. È semplice proprio tarantella, parapà, è la spattata. Ho capito, no, però era l'inno, su. Ma c'è inno e inno. Buonasera. 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 Tutti in piedi qua, sono già seduto. Piacere di rivederla. No, un piacere il mio, signorina, anche perché, grazie a Dio, su. Glielo posso dare un bacino? Signorina, non comincia da dice di che non si avvascia da bidi a colletto, non testa. Dai, su. Grazie. Mi ricorda un amico. Venga qua. No, che c'è là? È alto? No, stia tranquillo, vuole avvicinarsi. No, dizza tu dire, no, può verità. Allora, sindaco, è un vero piacere, un onore averla qui con noi questa sera. Come mai anche lei qua? Io sono veramente felice di essere qui. Sono qui perché ero in giro e nella strada principale ho visto il manifesto dove c'era oggi un scimpro di Alessandro Pili. Quindi ando di lavoro, uno scimpro plus, uno scimpro da manco, non va a cambiare questa situazione, signorina, vero? Guardi, sindaco, lei ha fatto benissimo, il mondo ha bisogno di gente come voi. E cioè? De scimprusu. Quindi de vostri non devo fare da manco sul mondo, vero, signorina? So perché deve dire così? No, perché deve dire così? Ma dai, ma io l'ho accolta bene. Ha visto, si sono alzati tutti in piedi per accoglierla con l'inno. Non si avvicini molto, signorina. Le dà fastidio? No, non darebbe fastidio a lei. L'abbiamo accolta con l'inno, anche perché so che lei... Io sono... No, si allontana un po'. La imbarazzo? No, non mi imbarazza. Scusi. Mi intanto è spamposi, capito, signore? No, io sono il più grande estimatore dell'inno di Mameli. Sì, è vero, io so che lei è un grande esperto. Io, guardi, Mameli Goffredo era di Sgraffingio. No, sindaco. Sì, no, ma no. Nato, cresciuto e pascolato a Sgraffingio che Dusezzanta. Ma scusi, Goffredo Mameli aveva origini sarde, ma non era sardo. No, Goffredo Mameli era di Sgraffingio. Su babbo bendia da vezza de guardo furava. Sì. Ma perché? Risparmiava l'acquisto, signorina, capito? Tutto era tutto, capito? Tutto guadagnato. Questo signore di Ausum praticamente era un poeta Mameli e impiegata a spattatura. Un giorno io e l'assessore della cultura l'avevamo seduto con questo cavallino, razza sarda, ce l'ha presente? Com'è? No, me lo dica. Un brio però, grazie a Dio su. Seduto nel cavallino, io ho alzato la coda, l'assessore della cultura, 2 blocchetti refrattari, spattatura, parte sul burrinchetto, arriva a Civitavecchia, non ti piega manco col draghetto quanto lo sapevo. Poi da lì aveva fatto carriera, aveva scritto l'inno nazionale. A me mi chiamano di scuola in scuola per l'inno nazionale, sono il più grande esperto dell'inno nazionale di Mameli. L'inno nazionale che parla di patrioti. No, l'inno nazionale parla di gente di Sgraffingio. Sindaco, l'inno nazionale parla di patrioti. L'inno nazionale parla di gente di Sgraffingio, parla di questa signora Italia di Sgraffingio chi da Sezzanta. Italia Pisedo di Sgraffingio. Ma scusi, quando nell'inno si dice Fratelli d'Italia. Ecco, Fratelli d'Italia.
Questi fratelli sono dus fradegendus, figli di Italia Pisedu Descrafingiu, fratelli di Italia, figli d'Italia. L'Italia sedesta. L'Italia si desta, poi te questa signora Italia d'estate, desta, si gallentada e fai la villa su chi ne passa da sta strada, a tipo cani gallenti. Ha presente la cane calda? E com'è? La cane calda corre, dove arresce? Arresce, signore, dovrebbe saperlo lei. Io? Perché lo dovrei sapere proprio io? Quindi, fratelli d'Italia, l'Italia si desta. Dell'elmo di Scipio. Dell'elmo di Scipio, Scipio Melis, è su babbo del suo primo figlio. Quando a Scipio, che il secondo non era il suo, si è messo l'elmo. È così. Sei cinta alla testa. Si è cinto la testa, metaforicamente parlando, è scorso. E vedi quello qua, Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Vittoria Visedo, Sasor, Ritica de Signore Italia. Castra mancata de Scrafingi, già 3 mesi, tutti. Dov'è la vittoria? Dov'è la... Boh, s'ammazza sua. Le porga la chioma. Quello c'aveva, vittoria quello porgeva, ce l'ho detto. Che schiava di Roma. Che schiava di Roma, volta dianta cattata a Roma, tra ballendi in una casa chiusa, da capianta, da scudianta, e da goverianta che veniva a Frius. E quindi, è bella verità. E quindi da lì che schiava di Roma. Il Dio la creò. Dianta fatta con gusto, ce l'ho detto. Stringiamoci a corte. Stringiamoci a corte i clienti di signora Vittoria. Quando io comprendo che di Vittoria aveva la sifilide e tavasi non stringisi. Siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte. Dopo la sifilide c'è la morte, non c'è santo che tenga in corte. E beh. L'Italia chiamò. L'Italia chiamò Vittoria, tornando a vita che si fa di schifo e scano. Sforza? Sì. La risposta di Vittoria è tornata di vuda fare schifo in vita. Eccoci qua. Un applauso all'inno. Grazie, grazie, grazie. E questo è il significato dell'inno. Questo è il significato dell'inno, Melis. Guardi, io sono basita. Lei non si deve basire, signorina, poi ci vado, signorina. Lei si deve basire per altre cose. Io sapevo che lei era un grande esperto dell'inno, ma non pensavo a questi livelli, anche perché leggevo proprio l'altro giorno su Scrafingiu. Perché lei sa leggere qui. Sì. Complimenti. Però dopo che quel gesto scaramantico, stringere la mano. A volte è meglio da stringere a mano dopo un gesto scaramantico che una mano che è altra cosa, capito? Dai, sì, d'accordo. Comunque le piace sacchettare la mano lì, è vero? Là, mi sta facendo vibrare il braccio. No, io leggevo su Scrafingiu che loro detengono un record a livello europeo. Pensate che a Scrafingiu non viene prodotto neanche 1 chilo di umido, è vero? Sì, la verità, guarda, quando c'era è vero. È vero. Noi a Scrafingiu non produciamo umido, ogni abbascaramene di mondezza tranne che umido. Ma come fate? Neanche 1 chilo di umido da 30 anni. Ma come fate? Beh, noi abbiamo utilizzato il metodo PROC. Il metodo PROC. Il metodo PROC. E in cosa consiste? Il metodo PROC consiste praticamente... Cosa c'è? No, che la vedo... Cosa c'ha? No, che la vedevo agitare le gambe. No, non è agitamento di gambe, è mica da tipo Macarena, comprendi? S'abbasca. Bene, una mano alla cintura, movimento sì. Lo fa. Lei non le viene da... No. Strano. Eppure direi... Avrebbe detto il contrario. Sì, avrei detto il contrario. Che il metodo PROC consiste che praticamente sotto il comune noi teniamo una banca, un cortile come può essere questo, abbiamo buttato blocchetti refrattari, mattoni non refrattari, di Eternit. Di Eternit? No, per l'amianto, noi siamo pro amianto. Perché noi, guarda, rispettiamo la natura, quindi la sciasciata di amianto, e dentro questo recinto ci abbiamo 4 mardi angianti. Non ho capito. La mardi, 4 mardi. Ma cosa sono? Sa mardi, signore, lei non sa cos'è la mardi? No. Ma da dove proviene? De Gasino? Sa mardi, signore, sa dove vede sul rocco, come la chiamo? Maialine! Più che maialine sarebbero maialone, signorina. Poi chi più di lei ci può dire la differenza tra maialina e maialona? Lo dica. Ma perché io devo sapere la differenza tra maialina e maialona? Ma non deve pure a Dio questa differenza, lo dica a lei, grazie a Dio. Ma
Vabbè, la maialina è piccolina e la maialona è grande. Bravo, hai visto? Guardi il shrimp, invece il shrimp. E quindi qual è la funzione delle maialone? La funzione delle maialone o mardiangianti è praticamente che tutte le massaie di scrafingio tenete un botto, un bello botto. Non di plastica. No, di conserva, di questo 5 kg di pizzeria, ce l'hanno a casa, lo riempiono tutto il giorno di umido. Sì. La mattina di primo mangiano, manco si fanno subito e aziano accanto a sproccoso. Vanno e buttano tutto l'umido. Buttano all'umido, le mardi si mangiano all'umido e abbiamo 0 kg di produzione annuale di umido. Ah, È fatta si dà. facciamole un applauso. Grazie, grazie. Praticamente lei sta dicendo che la funzione dei maiali è quello di smaltire l'umido. Sì, ma non solo. Non solo. Le ho detto all'inizio che sono mardi angianti. Cos'è angianti? Lei lo sa cos'è angianti? No. Angiare. Non lo sa cosa vuol dire angiare? No. Lo sanno tutti, sì, lei non sa cos'è. Angiare. Io angio. Tu angi. Noi angiamo. Egli angia, non la... Voi. Angiate. Essi. Angiano. Brava. Hai visto? L'anno prossimo torniamo e facciamo il passato prossimo. E quindi... Devono mangiare le mardi. E noi la marde, quando è in periodo, li buttiamo gravello. Gravelle sa gioia saida, gravelle su rocco un pringiador. No, maialino, maiale, no vanti, guardano guardo, signorina. Sa gioia sabita. Quando andiamo a buttarlo dalle mardi, lo passiamo nella strada principale, ci sono sfeminati che buttano i fiori davanti. Tutta sta gente bessa dirà ciao gravello, e si gira. Saluta da come lo vede da dietro. Spa. Gravello arriva, fragata e sezzito. E noi lo facciamo sedere in base agli esami dell'università, nel senso che a Mardisi angiante procedus quando ci sono gli esami dell'università a Cagliari. Ma perché? Perché il ragazzino di Scrafingio che deve andare a Cagliari a dare l'esame passa in comune, diviga da procedu, arriva all'università, dà il maialetto al professore e passa l'esame. Grazie. Ma sta scherzando? No, praticamente Denise, su 100% del laureato a procedu su Scrafingio. Cioè, mi scusi, ma i professori? Si va a panta subito e sabita, sa merda sabita praticamente. E beh, è un dare a avere, capito? Ma e quindi a Scrafingio ci sono tantissimi laureati? No, dipende dall'annata di procedu. L'anno della peste suina non se ne laurea manco uno, bastardo il professore, non è cosa. Ma fu un ambizioso procedo, no, non ne hanno fatto laureare neanche uno, si rende conto? Dai. Ascolti, ma invece lei si è mai iscritta all'università? Beh, io sono stato il primo iscritto all'università di Scrafingio, bello. Mi ricordo, ero iscritto a Cagliari, il primo giorno che ero andato mi gastiaia in giro, Rene, Viciocca, bello, c'era un ambiente bellissimo, a un certo punto mi giro una matta Rene Vicocco, infatti mi sono girato a Panavo sto me. Ma ragazzi, non basta così che c'è sta in terra, non ti posso mattare. Così le ha Mi detto. scusi. No, si figuri. Avevo visto questa ragazzina, bella, c'era 2 giorni, mi aveva gastiato i zovi, mi narrava che bello qui, là, all'università, lei c'è da molto, dopo ragazzi ci sono una di mese, non ha manco fragata da questa università. No, guardi, io sto cercando una persona, un collega, come potrebbe essere lei, per sbobbinare. E lei? Ma signorina, guarda, se vuole io... fino a non dar fastidio. Si è offerto? Offerto, signorina, momenti di domandare quanto ubicato. Ma no, perché lei vorrebbe sbobinare con me? Certo, signorina, ma cosa ti domandate? Ma allora andiamo a casa, pranziamo, dopo pranzo sbobiniamo tutta la sera. Devo già che lo preoccupo, Siamo arrivati a casa sua a grande brancio, a un certo punto ti sparecchiamo, ma no, ci mettiamo qui nel tavolo in cucina che siamo più comodi. Com'era questo tavolo? Bella mesa dei fai pani, da collata a un certo punto mi accastano le so, ma vado in camera e prendo tutto. Tanto sta cosa dovete più piegare. Tutta l'attrezzatura? Vabbè, io non lo sapevo, sì.
È andata in cameretta, di dorata con una sul libro, su pinna, savappeli, un registratore in mano, dopo scusa ma qua, mettete più su fa. Ma no, dobbiamo sbobinare la lezione di questa mattina. Certo, perché la mattina si registra quel che il professore dice e la sera si trascrive. Ecco, lei lo sapeva signorina? Eh sì. Io non lo sapevo, infatti sta signorina da buona signorina che dopo sbobinare io ci do rapire che sono una vita sbobinare da sopra. Perché lei sbobina da solo? Sono 41 anni signorina sbobinando da solo. Ah, ha bisogno d'aiuto? Allora signorina, mi sono sempre arrangiato solo. Però se domani mattina esprimus friscura se vuole venire. No, è che avevo conoscenti della terza età che fanno l'università della terza età. No, ma basta lei, non ce n'è bisogno di terza età signorina. Anzi, basta e avanza. Dai sindaco, stavo scherzando. Ma lei non deve scherzare col fuoco, da brucia. Ascolti sindaco, volevo chiedere una cosa, lei sta seguendo la pallacanestro, la Dinamo? Sì, no, noi non le seguiamo perché noi non ci interessano queste cose. Ma no, non vi piace lo sport? No, questa è punta americanata, noi siamo per il pallone. Una boccia intera e 4-5 da seguire, capite? Più... Le piace il calcio? Piace il calcio, sì. Noi avevamo la squadra di Scaffinggiu era molto... Sì. E invece adesso scusi? No, ce l'hanno squalificata. Campo sportivo e squadra di pallone, tutto squalificato. Ma sta scherzando? La FIGC Campo Simone di signorina in un casino, la squalificata. Ma perché, mi scusi, cosa è successo? No, ce l'hanno squalificata nel 73. 73, esagerato. No, ma non è successo niente di particolare. C'era una partita, prima categoria, Scaffinggiu Villa Peruccio. Fine primo tempo Villa Peruccio stava vincendo 1-0, al che abbiamo invitato l'arbitro al centro del campo ed è un piccao. Ma sta scherzando, ma come si fa a impiccare un arbitro? Come si fa? Devono sapere su che stile, se te pensi quasi. Ho capito, il quarto uomo. Quarto uomo l'abbiamo chiamato con tre scambas che ha avuto ancora in chiuso. Sicuramente la FIGC si è risentita di questo gesto e ci ha squalificato il campo 73 anni. Non è si vendicativa, insomma, ma c'è troppo esagerato. Troppo, chi c'è? Mi caga tanto di altri, scusi il termine, me lo faccio passare. Glielo faccio passare. Da qui cosa è successo? Abbiamo recitato il campo sportivo e l'abbiamo trasformato in zoo safari. Ah, bello, bello. E avete anche animali? No, ci vuole su, certo ci abbiamo gli animali. E che animali avete? Abbiamo le giraffe. Belle le giraffe, anche 6 metri. No, 1,20 m, non tanto. Perché? 1,20 m perché quando le abbiamo portate da Gasino dall'Africa, le abbiamo portate da lì, le fattrici si sono fermate a Gesturi, si sono riprodotte con i cavallini della Giara con i bestiali snudanti. Ma bella sa! Che bella però! Fatta da Sassezze. Ma veramente? Da dei mesi sono giraffe. Andiamo! No, sinceramente è proprio la giraffa no. No, vabbè, lei non deve dire così però signorina. È proprio la giraffa, poi sta gente di ben curiosità di nardo, quindi ha disezza tra cosa, sta signorina. Deve smetterla, cioè lei deve pensare. La giraffa no. La giraffa no. No. Ce l'avete. Ascolti, e quali altri animali ci sono? Gorilla, ne abbiamo 831 gorilla. Tutti in questo campo. Belli, ne abbiamo quasi 70 bringius. Ah, e con chi si sono riprodotti? Un picciochetto su debita, fantasia su monumento. Non sapevano dove buttare l'uovo, ma dal rescio stanotte, monumentalmente. Infatti invitiamo tutta la popolazione di San Giovanni del Suergio, venite a Scaffingio a vedere lo zoo safari. Ecco, mi raccomando, andate a Scaffingio a vedere lo zoo safari. Sì, bello. Sindaco, leggevo sempre su di voi. Ma praticamente vustetti sfatto su dei vustetti non si deve fare. Sempre leggevo su di voi, perché io scorro le pagine di Facebook e leggo Scaffingio. E ho letto che voi di Scaffingio avete seguito la protesta dei pastori sardi questo inverno per la protesta del prezzo del latte, vero? Beh, certo. Siete stati solidali. Li abbiamo solidali noi perché siamo andati gasino in ogni sversamento del latte che va c'eravamo noi, giunta comunale, sindaco, consiglio comunale e l'autobotte della protezione civile. Come buttavano il latte, aspettavamo che se ne andavano i pastori, arrivavamo con l'autobotte e prendevamo con l'autobotte tutto il latte versato. Ma sta scherzando, lei sta dicendo che raccoglievate il latte versato? Il latte versato lo portavamo a Scaffinggiu, signorina. Ma perché? Per fare il formaggio della protesta. Tizia Dudini.
come lo stavamo facendo la prima volta, siamo telefonati a Sasara, ma non mata se fede concorrenza. Vrago Budescio. Non li buttavamo manco su gallo, si galla da solo. La prima forma che abbiamo fatto varia dalla forma di fu da colore 131. E cioè? Colore asfalto, signorina. Pizza d'ovino. Ascolti, ma almeno lo lasciavate stagionare? No, volta sempre data. Lo stavamo vendendo ai cinesi come formaggio da spalmare, un formaggio DOC. Ah, un formaggio DOC. Sì, denominazione origine de gas. No. Da casu. Ah. Signore, da casu. Mi scusi. Cioè. Lo stavamo vendendo a loro, tra l'altro abbiamo dietro il gazebo, dietro il palco, invitiamo tutta la popolazione dietro il palco, dopo vendiamo il formaggio della protesta. Se vi avvicinate vi vendiamo il formaggio. Ecco, mi raccomando, comprate il formaggio della protesta per aiutare i pastori sardi. No, una pizza, signorina. Non ci devo sulle altre, sono semplice. Fai solo questi casino, autobotte, giunte e cavolo, poi no, poi se tu scallare sul bar in birra, no. Ho capito, ma è il formaggio della Ma protesta. tanto i pastori prima o poi tanto, o provvedi, contributo, si ci dà contributo, e si scaffa spattata sul bar, no? Vabbè, ho capito. Noi il formaggio lo facciamo per fare soldi per la festa di Santa Rungioso Martire in Scaffingio. Santa Rungioso Martire, morto martire nel 300 di infarto. D'infarto? Sicuri? Sicuri lei? In che senso? No, dico, siete certi? Siamo certi, le abbiamo fatto fare l'autopsia, signorina. L'autopsia ci ha Dal fatto... medico legale? Medico legale di allora, ci aveva fatto anche la reliquia questo dottore. Ma ce l'avete ben esposta? Nell'altare maggiore la reliquia del santo. E che cos'è? Sta Tattalia. Del santo. La trattoria del santo. Aspi i piedi. Ce l'avete. Stanno litigando. Chissà detto tutto queste ragionevoli, no? Non ci da dare il logo un casino, vai. Ciao! Che bellino. Le scelte votate. Che bellino. Stanno contando. C'è da... Stanno giocando a nascondino. Non uscite e tenete debito, mi scusi. Giocate adesso. E quindi sindaco, ma scusi, ma non potevate andare in giro per il paese a fare la questua? No, noi facciamo anche la questua, noi usciamo nel paese, facciamo la questa, esco io con si conosce Visciada. No, mischino, perché lo chiama così? Dai. Soprannome, signorina. Usciamo con un bidoncino di benzina e facciamo il giro nel tutto il paese con la benzina. Ascolti, il bidoncino di benzina serve per la macchina? No, per le porte, signora. Ma perché mi scusi? Le porte perché quando suoniamo nelle case, drin drin, e si gasta del sucro della finestra, non ci vogliono aprire per non darci l'offerta, io prendo il bidone, nella porta, pongio fuoco, 5 minuti escono, spengono il fuoco, ci danno l'offerta. Sarà che te senti devinetta, no? Ma sta scherzando? No, se glielo sto dicendo. Ma non userete solo questo metodo, mi auguro. No. Tra l'altro c'è anche gente che ci dà l'offerta subito. Siamo arrivati a casa di questa gente l'altro giorno. Si caga per la gente. No, mischino, perché lo chiama così? Dai. È la verità, è gente estitica di Scaffingio. Il padre di questo ragazzino va in bagno 2 volte all'anno, in Quaresima e poi tutto santo. Addirittura. E te una casetta pranzo del notte. Siamo entrati, c'era Marcolino, ci ha fatto entrare, era ora di cena, in cucina, frago, budescio, quanto corrente questo brodo, di zadudiri. Che buono il brodo! Buono. Callau. Di braci di callau. C'è da detto. E se non è callau non lo prendo. Vabbè. Dipende. Tizia da scolava su brodo dei muri, su frago, budescio. Dopo Marco, ma non c'è nessuno, però guarda, mamma si è ritratta un attimo nella toilette. E dopo, va bene, stavamo aspettando, a un certo punto dalla toilette si intende. Marco, sto dando su grosso! Dopo Marco, mica mamma ti più roba sul grobettore, controllo. Arriva questa signora, buongiorno, che non devi che fuoco, dopo. Ci ha dato 2,50 €, ci ha detto fate buona festa, se ce la fate portate a zucchero. Con 2,50 € a zucchero! Infatti dopo una signora, se non ce la facciamo a portare a zucchero, tengo lì, sono villesali, si deve fare in pacco, sono scosciature. Ma dai, sindaco. Ascolti, sindaco, noi dobbiamo chiudere questa festa. Dovete già chiudere? Sì. Non avresti scelta, signorina. Io so però che non c'è festa che non venga chiusa in bellezza se non
con uno dei suoi trallallera. Beh, io sono il più grande esperto di trallallero in Sardegna, mi insegno da festa in festa, per usare festa, da questo trallallero. Quindi la vuole chiudere anche questa festa? Sì, se vogliamo possiamo anche aprirla questa festa, cioè No, la chiudiamo. la chiudiamo, Venga. mi tocchi col trallallero, ma Dai. se la gente vuole, Vuole? signorina, non si mette davanti così, povera gente. Venga. Volete il trallallero finale? Ma qui la Maestro. Avella velo, signore. È una stoccata presa, ti dico. Il trallallero deve entrare a vella velo, non Insumellus dessa festa si prepusa lo dai torro a scraffi giù prima che mi mandesi a cagare trallallera E allora, in conclusione di questa serata